Caorle torna protagonista del grande cinema, il Caorle Film Festival. Quante opere sono in concorso? Come si svolgerà questa quinta edizione? Ci sono 75 opere che abbiamo selezionato ufficialmente, provenienti da 15 stati del mondo e praticamente tocchiamo quasi tutti i continenti. Le tematiche spaziano dal sociale allo sport, ai thriller, le commedie, i documentari. C'è tanta scelta adatta a tutte le età. Il programma, il via il martedì con che giornata? Allora, martedì cominciamo con le proiezioni di alcune delle opere in concorso, dalle 17 alle 10 di sera, però avremo un super ospite che è il direttore e fondatore del Gifoni Film Festival, Claudio Gubitosi, che sarà con noi tutta la giornata e alle 18:30 incontrerà in centro civico i ragazzi di Caorle. Il festival proseguirà con le proiezioni, con l'apertura ufficiale il giovedì pomeriggio e poi il venerdì avremo i panel degli incontri con gli autori e in serata ci sarà Andrea Muzzi, il vincitore dell'anno scorso, attore e regista di cinema e teatro, che si racconterà in una serata dedicata a lui. Il sabato poi avremo le proiezioni fino alle 17 e a seguire alle 19:30 cominceremo con i red carpet in Piazza Vescovado e la cerimonia di premiazione finale nella sala del centro pastorale Giovanni XXIII. Le aspettative sono tante, tante persone ci stanno confermando la presenza e siamo molto contenti di come sta crescendo il festival.